per la World Cup, non dovrà commettere errori sugli ostacoli ed essere più veloci rispetto al 40,26 del cavaliere svizzero. Inquadrata, Meredith Michels-Beerbaum monta Checkmate. È lei la vincitrice dell'ultima edizione della finale di Coppa del Mondo. Estremamente in forma Meredith. Affiatata con Checkmate, che è un annoverano di 10 anni. Vi ricordo che in caso di parità di penalità fra due o più concorrenti per l'aggiudicazione del primo posto, classificherà il tempo impiegato in questo barrage e vedete Meredith Michels-Beerbaum impegnata in alcune autentiche acrobazie per guadagnare decimi di secondo preziosi, forse centesimi. D'altronde in gare di questo livello molto spesso il gap fra il primo e l'ultimo è di uno spazio ridottissimo. 37,98 per Meredith Michels-Beerbaum, che si porta al comando, naturalmente senza errori. E questo è Ludger Beerbaum, che segue la prestazione della cognata, moglie del fratello Marcus. Ora Jos Lansing con Cavalor Cumano per il Belgio. Davvero un peccato per le 4 penalità di Albin. Juan Carlos Garcia, binomio azzurro, si è ben comportato, ben disimpegnato sul percorso base. Un solo errore su uno degli elementi della gabbia in bianco e rosa, che è stata fatale anche a Rodrigo Pessoa e al campione europeo Marco Kuscher. Ora Jos Lansing, cavaliere nato in Olanda, ora gareggia per il Belgio. Per lui grandissima esperienza, sembra molto più lento rispetto a Meredith Michels-Beerbaum, va a superare anche il verticale. 43,79 il più lento. Naturalmente Jos Lansing in terza posizione, evidentemente il cavaliere belga sapeva di non poter competere in fatto di rapidità con gli avversari e si è limitato a ottenere il doppio netto di una comunque molto positiva per lui giornata. Ora per l'Olanda Gerco Schröder monta Eurocommerce Monaco. Questa è la quarta tappa della zona dell'Europa occidentale. Il cavaliere inquadrato ne ha siglata una, per la precisione quella di Oslo. A Helsinki, a bersaglio, il tedesco Heinrich Engemann, e a Verona il sigillo di Albert Zur per l'Olanda. Ora Gerco Schröder, famiglia interamente coinvolta nel mondo equestre, 3 fratelli che gareggiano ad alto livello. Gerco Schröder è particolarmente in forma ed è l'attuale leader della zona europea. Avete visto che non è semplice coniugare rapidità e precisione sui salti. Ha preso i suoi rischi il cavaliere olandese e ha pagato caro. 4 penalità nel tempo di 40,29. Dunque seria ipoteca da parte di Meredith Michels-Beerbaum, che è leader con Checkmate. Intanto la regia tedesca ci ripropone ancora l'errore. Avete visto di quanto abbia superato la barriera. Intanto la LAD di Eurocommerce Monaco si dispera per quell'errore. Ed ora tocca all'anziano espertissimo Jean-Marc Nicolas per la Francia con modesto Equifoam.
Germain Nicolas è uno dei cavalieri più anziani del panorama internazionale, almeno per quanto riguarda coloro che ancora gareggiano ad altissimo livello. Per lui grande esperienza maturata in anni e anni di competizione, classe 1951 per il cavaliere francese, 4 finali di Coppa del Mondo, ha partecipato alle Controlimpiadi di Rotterdam nel lontano 1980 e si sta ben disimpegnando. Nel mirino il tempo di Meredith Michaels-Beerbaum, acrobazie spericolate da parte del cavaliere francese che va a superare anche il muro. Parte conclusiva del percorso, è molto vicino a Meredith ma non riesce a batterla. Percorso netto in 41,15. 41,15 e dunque terza posizione per il cavaliere francese. E adesso l'applauso del pubblico per uno dei beniamini, 2 volte campione mondiale, Frank Schlotak. Silenzio assoluto per l'ingresso in campo e la prestazione di Frank, che è tornato a buoni livelli avendo trovato un partner ideale in Aquino, cavallo di 8 anni, relativamente giovane, un Holsteiner che tenta di ripercorrere le gesta dei cavalli di San Patrignano con cui Frank si è portato sul tetto del mondo. Alludiamo a Joli Coeur e altri cavalli importanti come Vai Ai Vai, la cavalla dagli occhi azzurri. Ha cominciato pigiando sull'acceleratore Frank Schlotak, avete visto una girata magistrale su quel verticale per rosicchiare qualche centesimo di secondo prezioso. Arriva purtroppo l'errore per Frank, che comunque continua, era molto veloce, non abbastanza comunque per insidiare Meredith. 4 le penalità per Frank, che scivola in quinta posizione. Schlotak aveva intuito che poteva trattarsi dell'occasione giusta per tornare alla vittoria in un'occasione importante e dunque pesa, brucia questo errore accolto dall'uomo di scuderia con questo gesto. Fuma nervosamente e annota le 4 penalità. Ora per la Germania, Markus Henning con Gitania. I tedeschi non ci stanno mai a perdere, tantomeno quando giocano in casa. Tappa di Coppa del Mondo a Stoccarda, organizzata in modo sontuoso, direi, nella splendida Martin Schleyer Halle. Naturalmente chi entra in campo nelle prime posizioni, nei barrage, non ha punti di riferimento e dunque dovrebbe essere svantaggiato, però qualche volta, proprio perché non si possono fare calcoli, non si possono imbastire strategie, si cerca di andare forte e basta, di essere precisi sugli ostacoli, e qualche volta questo comportamento paga. Abbiamo visto come sia andata bene Meredith Michaels-Beerbaum, superato il muro. È veloce, siamo sui 36 secondi, 37,67, 37,67, prima posizione per Markus Henning. E questo è il nuovo tempo da battere, superata Meredith Michaels-Beerbaum, una lotta in casa. Difende i colori tedeschi Meredith, anche se è nata negli Stati Uniti, ha sposato Markus Beerbaum, da tempo gareggia per la Germania. Ancora un tedesco al comando, Markus Henning, da battere, 37,67. Ci prova,
l'oro olimpico di Sydney individuale, Jeroen Dubledam, nell'occasione montava di Siem, ora Nassau. Nassau ha 10 anni, cavallo di origine olandese. La concentrazione di questo cavaliere dal grande mestiere in sella a questo Sauro dal bel modello che ha di fronte a sé un'impresa ardua, essere perfetto sugli ostacoli e rientrare nel tempo di 37,67. Aveva cominciato davvero come un forsennato Dubledam, però deve rassegnarsi al primo errore. Dunque sfuma la possibilità di vittoria in questo Gran Premio Città di Stoccarda. Dopo le tappe già disputate di Helsinki, Oslo, Verona, ora quella di Stoccarda, poi quelle di Ginevra, Londra, Mechelen, Lipsia, Bordeaux, Vigo, 's-Hertogenbosch, Göteborg. La finale per la prima volta nel continente asiatico, precisamente in Malaysia, a Kuala Lumpur dal 26 al 30 di aprile. Conclude con 4 penalità Jeroen Dubledam. La regia ci ripropone ancora una fase rallentata del suo tracciato. Tony Andre Hansen per la Norvegia monta E.T. Royal Volo a sorpresa in questo barrage fra i grandi. È una delle occasioni più importanti della sua carriera. Cavaliere è nato nel 1979, un pizzico di emozione per lui al cospetto dei big internazionali. Conrad Onfeld, direttore di campo, ha predisposto un barrage con una lunghezza di 280 metri, il tempo accordato di 48 secondi, sono 7 gli ostacoli per 8 salti, compresa ancora una gabbia, un'unica combinazione. Gli ostacoli sono il 5, 12, 13, 9, 7B, 15 e 16. Dunque soltanto 2 ostacoli che cambiano rispetto al percorso base, in realtà sono gli stessi l'1 e l'11 da superare in direzione contraria. 41,59 il tempo, quinta posizione per lui e direi può ritenersi soddisfatto il cavaliere norvegese. Tony Assman, Meurer Le Patron, tenta di insidiare il connazionale Marcus Henning. Da battere il 37,67, significa volare. E quando si vuole cominciare un percorso con andatura a tavoletta, questi sono i rischi. Rimane il leader Marcus Henning. Che vanta una buona tradizione nella Coppa del Mondo. Se sfogliamo l'albo d'oro della World Cup, intanto sono 4 le penalità nel tempo di 38,87 per Tony Assman. Vi dicevo, se sfogliamo l'albo d'oro e andiamo al 2003, nella finale di Las Vegas troviamo proprio il sigillo di Marcus Henning in sella ad Anca, battuti nell'occasione Rodrigo Pessoa e Molin Bariard. Abbiamo visto comportarsi egregiamente Meredith Michaels Berbaum, ora il marito Marcus con Leina. Era facile prevedere una lotta in famiglia fra i tedeschi.
rappresentano il paese dominante nel settore equestre, in tutte le discipline, direi, nel dressage oltre che nel salto ostacoli. E questa previsione è stata confermata. Guardate il piglio con cui Markus Beerbaum ha cominciato il suo percorso, una partenza, per usare un termine caro a chi ama il galoppo, da 1000 metri in pista dritta. Davvero non si può rischiare più di tanto. Ha usato l'impossibile Markus Beerbaum, che teneva molto a essere il capofila qui a Stoccarda, ma è arrivato l'errore. Comunque non ce l'avrebbe fatta 40-73, anche se poi nella fase finale del percorso ha certamente rallentato. 4 penalità, è in 10ª posizione Markus Beerbaum. E Meredith discute, già battuta da Marcus Henning, ma non ha assolutamente nulla da rimproverarsi l'Amazzone. Una delle poche donne a essere riuscite a vincere la finale di Coppa del Mondo. Ora Alois Pollmann con Candy, ancora per la Germania. A proposito di donne a bersaglio nella finale di Coppa del Mondo, ricordiamo nell'82 a Göteborg Melanie Smith, poi ancora a Göteborg nell'86 Leslie Barr-Lenehan, a Parigi nell'87 Catherine Borsdal. Il muro superato a velocità supersonica. Alois Pollmann 37, 38 secondi e 37. 38 e 37, non ce la fa davvero per pochissimo. È in terza posizione Pollmann, 38 e 37. E comunque per ora la classifica parla assolutamente tedesco, con al comando Marcus Henning 37,67, poi Meredith Michaels Beerbaum 37,98, quindi Alois Pollmann l'abbiamo appena visto con 38 e 37. Siamo ormai abituati a vedere i concorrenti di questi barrage separati veramente da un soffio. Ora Christina Lieber per la Svizzera, No Merci, il cavallo che monta. Una carriera rosea davanti a questa Amazzone che ha già al collo la medaglia d'argento a squadre ottenuta agli europei di San Patrignano. Ricordiamo altre valenti Amazzone svizzere del passato, Heidi Robbiani, poi Leslie McNaught Mandley, ora Christina Lieber, che davvero è un astro nascente in questa disciplina, al pari del connazionale Steve Gerda, che era presente qui a Stoccarda ma non è riuscito a ottenere il barrage. Un'esitazione in prossimità di questo ostacolo e Cristina è fuori gioco per la lotta per le piazze migliori. C'è comunque errore. D'altronde si può optare per una tattica di gara prudente e accontentarsi di piazzamento, oppure se si vuole vincere, si vuole insidiare Marcus Henning, bisogna davvero rischiare l'impossibile. È quello che ha fatto Christina Lieber, che conclude con 9 penalità. E comunque la vedremo ancora alla ribalta in giro per il mondo, perché ha dimostrato di avere davvero mezzi non comuni, e questo originariamente era uno dei 2 elementi della gabbia in bianco e rosa, elemento su cui ha commesso errore anche Juan Carlos Garcia. Ora Robert Smith per la Gran Bretagna con Kalusha. Dopo di lui Lars Nyberg, sarà concluso questo Gran Premio città di Stoccarda.
Vediamo che intenzioni ha Robert Smith, che monta questo grigio che finora ha risposto benissimo. Non sembra a prima vista un cavallo brillantissimo, dotato di grande velocità, ma Robert Smith sta veramente mettendo pressione al suo saltatore e nella parte intermedia del percorso è abbastanza vicino a Marcus Henning, anche se è difficile valutare chi sia davanti. Superato anche il muro, ultima parte del percorso, siamo già sui 35 secondi, difficile ripresa per Robert Smith che conclude con 38,65. Grandi applausi per il cavaliere inglese. 38,65 significa quarta posizione. Quarta posizione per Robert Smith, che comunque è in forma e conquista punti preziosi per la Coppa del Mondo. E adesso il momento più atteso, inquadrato Marcus Henning che guida la classifica provvisoria, può batterlo unicamente quel diavolo di Lars Nyberg, che in sella Loreana era stato il migliore nella categoria tempo di qualificazione. Un veloce ripasso del percorso, anche se questi cavalieri sanno tutto ormai a memoria. Il saluto per il pubblico e per la giuria, e poi via si parte per insidiare il 37,67 di Marcus Henning. Comunque vada, la vittoria resterà in casa, qui a Stoccarda, a un binomio tedesco, ma ci prova fino all'ultimo Lars Nyberg. Superato il verticale, in quella circostanza Henning forse era stato più rapido, aveva girato con una velocità davvero impressionante, ma si sta rifacendo sotto Lars Nyberg, che è un combattente nato, dunque va ad aggredire il muro. 33, deve accelerare anche se la curva è piuttosto larga. Superato il verticale, 38,71, non ce la fa. 38,71 per il cavaliere tedesco, che dunque si classifica in quinta posizione. La vittoria per Marcus Henning. Carezze comunque per Loreana, che anche in questo pomeriggio di Stoccarda si è disimpegnata ottimamente. La regia ci ripropone ancora una fase rallentata del percorso di Lars Nyberg. Vittoria per Marcus Henning, Germania, in sella Gitania. In seconda posizione Meredith Michaels Beerbaum, checkmate. In terza Alois Pollmann su Candy. Primo dei non tedeschi Robert Smith con Kalusha per la Gran Bretagna. Poi vediamo il resto della classifica con Jos Lansing, che aveva la possibilità addirittura di vincere, ha commesso un errore con Calvar Cumano, e poi via via tutti gli altri che hanno partecipato al barrage. E questa è la classifica complessiva, con Rodrigo Pessoa che si deve accontentare del 22esimo posto con Balubé Durouet, con il quale ha siglato 3 edizioni della finale di Coppa del Mondo. Dunque, conclusione di questo Gran Premio, che ha mantenuto tutte le sue promesse con la vittoria di Marcus Henning. Questa è la classifica di Coppa del Mondo zona Europa occidentale dopo 4 tappe, quelle di Oslo, Helsinki, Verona e appunto di Stoccarda, con Gerko Schröder sempre al comando. Si fa sotto anche Frank Slotak, primo degli italiani Juan Carlos Garcia con 17 punti in 14esima posizione, 17 punti frutto del secondo posto ottenuto nella tappa veronese. Poi abbiamo visto anche Emanuele Fiorelli, quindi Beatrice Patrese, eccolo Fiorelli, 38esimo, Beatrice Patrese, la figlia dell'asso della Formula 1 Riccardo, giunta quinta nella tappa veronese, e poi più indietro anche Lionella Ligresti, che ha ottenuto un punto nella tappa proprio di Verona.
è quasi tutto pronto per la premiazione, vediamo se avremo il tempo anche di seguire questa fase. Una vittoria schiacciante da parte dei tedeschi, che hanno lasciato agli avversari davvero le briciole. Questa volta l'ha spuntata Marcus Henning, che non è nuovo a imprese del genere, ma d'altronde era difficile pensare a un vincitore non tedesco. I cavalieri tedeschi hanno praticamente abbastanza disertato le tappe al nord di Oslo e di Helsinki, poi sono arrivati in massa a Verona in occasione della Fiera Cavalli, che ha registrato un nuovo record di presenze, oltre 130.000 visitatori nei 4 giorni, e poi naturalmente hanno recitato un ruolo primario di attori assolutamente protagonisti qui a Stoccarda. Vittoria per Marcus Henning, cavaliere nato nel 1974, che ha già all'attivo una medaglia d'oro a squadre ottenuta all'Olimpiade di Sydney in sella a For Pleasure. Bene, siamo proprio in chiusura di collegamento, tardano ancora a entrare in campo gli atleti per la premiazione, ci si scambiano messaggi forse per ribadire la superiorità dei binomi tedeschi in questa tappa di Stoccarda. Vi ricordo ancora che la prossima tappa per quanto riguarda la zona dell'Europa occidentale sarà a Ginevra, poi Londra, Mechelen, Lipsia, Bordeaux, Vigo, 's-Hertogenbosch, Göteborg, e quindi la finale Kuala Lumpur, Malaysia, dal 26 al 30 di aprile. Per la prima volta il continente asiatico ospiterà la finale di Coppa del Mondo di salto ostacoli. Bene, da Stoccarda è tutto, a tutti